Io sono Melania Sabadin, sono presidente dell'Associazione Auser Arcobaleno di Mogliano Veneto, un'associazione che è presente da oltre 30 anni sul territorio e ha fatto veramente tanto, compresi i vigili d'argento, trasporto sociale, ha fatto attività di socializzazione, contrasto alla solitudine per le persone sole e da 30 anni un'attività di ginnastica dolce per le persone di una certa età presso la palestra del Liceo Alberto. Un'attività che continuiamo a portare avanti unitamente a dei seminari, per esempio di educazione finanziaria per le famiglie, attività di mantenimento cognitivo per le persone anziane, quindi con piccoli giochetti, attività che sviluppano la mente, e passeggiate, incontri al parco per mantenere un pochino di contatto durante l'estate quando ci sono meno attività. Al momento abbiamo una cinquantina più di 50 iscritti e però i volontari non sono molti, abbiamo 7 volontari e siccome siamo quasi tutte donne abbiamo un pochino di difficoltà ad avere del tempo libero, però insomma cerchiamo sempre di sostenerci. Anche di fare sinergia quando ci sono delle attività sociali, partecipiamo alla festa dell'associazione e collaboriamo dove è possibile in iniziative dove ci troviamo con gli stessi obiettivi, quindi in certi casi per la promozione del territorio, per magari sostenere attività sociali o giornate particolari che richiedono il coinvolgimento. I nostri obiettivi per il futuro, visto che c'è una bella armonia tra le persone, è di mantenere questo rapporto molto positivo, perché dopo ci si incontra, si fa rete, ci si allarga come associazione anche verso altre persone e abbiamo intenzione di portare avanti sempre più un invecchiamento attivo con appunto ginnastica dolce, attività, seminari che coinvolgano le persone e possibilmente avvicinarci ai più giovani per creare un po' di contatto tra la nostra età e